Mentre la cronaca ci racconta quasi ogni giorno di ondate migratorie, spesso purtroppo anche con esiti tragici, il fenomeno è sempre più oggetto di studio. Marco Orioles per Carocci ha pubblicato un libro in cui indaga sulla seconda generazione di migranti. Una formula, seconda generazione di migranti, che Orioles veramente lei definisce approssimativa. Perché? Molto semplice, perché la maggior parte di questi giovani di cui mi sono occupato non è migrante in senso letterale, nel senso che è nata in Italia. E quindi necessariamente non ci sono quelli disciplina... solo quelli nati in Italia, ma anche quelli arrivati giovani, eccetera. No, Sì, è un quadro molto frastagliato, però diciamo che il trend al momento vede crescere la componente nata in Italia, cioè di persone che sono figli di cittadini stranieri, però che sono stati concepiti e che poi sono nati nei nostri ospedali, nei nostri territori. Allora, questi nuovi italiani, se vogliamo definirli così, non tutti hanno la cittadinanza, in realtà che cosa fanno nel nostro paese? Come vivono? Lavorano? Vanno a scuola? Intanto dobbiamo sottolineare che una buona parte di questi ragazzi è iscritta nelle nostre scuole, sta frequentando con successo, diciamo, variegato gli istituti dei vari livelli e sta sperimentando sulla propria pelle il processo di integrazione che si sta, diciamo, consumando con esiti diversi a seconda di quelle che sono le storie personali, che sono tutte molto diverse, perché è un quadro, ripeto, molto frastagliato. Ecco, la scuola è uno strumento di integrazione efficace? Assolutamente sì, io ho avuto la fortuna, l'opportunità di interagire con molti di questi ragazzi, ma anche con i loro docenti, con i dirigenti degli istituti, e che tutti mi hanno sottolineato che l'interazione quotidiana, spontanea con i compagni di scuola è assolutamente scevra da ogni forma di razzismo, da discriminazioni. La scuola è la prima fucina dell'integrazione. Il suo libro ha un titolo ma anche un sottotitolo, con un punto interrogativo: verso quale integrazione? Ora, primo, noi saremo in grado di evitare diciamo, le rivolte come nelle banlieue di Parigi, o è accaduto anche in Inghilterra in realtà, e secondo punto fondamentale, ma esiste un modello per l'integrazione o ogni paese deve scegliere il suo? Guardi, noi in Italia abbiamo la fortuna di essere arrivati buoni ultimi con la storia dell'immigrazione, per cui possiamo ancora evitare gli errori fatali compiuti da altre nazioni europee, come lei citava la Francia e la Gran Bretagna, dove si sono create sacche di marginalità esplosive che ogni tanto, come lei ha ricordato con le banlieue parigine, producono fenomeni appunto di devianza, di ribellione, di fermento negativo. In Italia non ci sono segnali di questo tipo, insomma. In Italia per il momento ci sono dei segnali di disagio, io nel libro lo sottolineo precisamente, ci sono dei dati abbastanza preoccupanti che delineano un processo di integrazione che si sta verificando con alcune storture. Un dato solo: la maggior parte dei figli degli immigrati frequenta istituti secondari di secondo grado di tipo professionale o tecnico, un dato che in sé non sarebbe una preoccupazione se non fosse molto divergente da quello degli italiani doc. E quindi è una sfida importante che va affrontata studiandola bene e comprendendo di che cosa si parla. Lo abbiamo fatto con Marco Orioles, autore per Carocci di questo libro, La seconda generazione di migranti, verso quale integrazione. Grazie per l'attenzione e buonanotte.